I nuoresi nei giorni scorsi hanno rinnovato la loro devozione nei confronti di Sant'Antonio Abate, colui che nella tradizione donò il fuoco ai sardi. La città è stata illuminata dai falò allestiti in diversi quartieri cittadini, una tradizione che non è mai venuta a meno nel capoluogo barbaricino, che però da alcuni anni ha visto il comune incentivare le iniziative dei singoli rioni con la nona edizione del concorso su Fuoco e Sant'Antonio Prusbello. La manifestazione ha preso il via il 16 gennaio alla vigilia della festa del Santo che cade il 17. Sabato c'è stato invece il clou con tanti falò in onore di Sant'Antonio, da quello di Seuna promosso dai genitori degli alunni della scuola materna delle Grazie a quello acceso a Montegurtei. Il centro cittadino ha visto l'accensione di ben 3 fuochi. In piazza Vittorio Emanuele i ragazzi e le ragazze della leva 1984 hanno accatastato la legna da ardere proprio ai giardini. Un grande fuoco che ha illuminato la notte nuorese, accompagnato da una degustazione di prodotti enogastronomici del territorio, una mostra artigianale e i tradizionali canti e balli sardi. Ha mantenuto un forte legame con la tradizione la festa organizzata in piazza dell'Asia di Torres dal comitato spontaneo Fuoco de su Rosario, che ha offerto ai presenti la tradizionale pietanza a fava e lardo, accompagnata da vino rosso e dolci. La dimensione religiosa della festa invece si è vissuta nel rione della cattedrale, in piazza Palestro. Alla Santa Messa e alla processione in onore del Santo è seguita la benedizione degli animali, di cui Sant'Antonio è protettore. Infine anche i rioni periferici non sono voluti mancare a questa festa che unisce sacro e profano e rappresenta una delle forme più sentite di festa comunitaria. Il rione del Suppino ha preparato un falò che ha radunato gli abitanti del quartiere che si sono ritrovati per una serata all'insegna dell'allegria. Sabato prossimo si chiude con gli ultimi 2 fuochi in programma. Nel primo pomeriggio, all'angolo tra via Granci e via De Gasperi, gli amici di Stirita accenderanno il falò, seguiti qualche ora dopo a Seuna dal comitato di Sant'Isidoro che chiuderà i festeggiamenti del 2014 in onore di Sant'Antonio Abate.